Nell'ambito dell'attività della tutela del patrimonio culturale sommerso, i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo e il Nucleo Subacquei di Messina, la Tomodetta dei Carabinieri di Lampedusa, la Sovrintendenza del Mare della Regione Siciliana hanno svolto un'attività finalizzata alla ricognizione e al recupero di vari reperti archeologici presenti nei fondali dell'isola. Le operazioni si sono svolte in due distinte aree, consentendo il recupero del materiale archeologico collocabile in un ampio arco cronologico compreso tra la tarda età repubblicana romana, l'epoca tardo-antica, che dissabbiati a una profondità ridotta avrebbero potuto essere oggetto di facili depredazioni. Nel tratto di mare antistante Calaguiccia, a una distanza compresa tra i 100 e i 200 metri dalla costa, a una profondità tra i 3 e i 6 metri, sono stati recuperati 44 reperti, tra cui 2 anfore da trasporto parzialmente conservate, frammenti di colli, anse e puntali di anfore, un manufatto in piombo verosimilmente utilizzato come peso per le reti, come elemento connesso all'operazione di recupero delle ancore. Ulteriori rinvenimenti sono stati effettuati nei pressi della banchina del Molo della Madonnina, a una distanza tra i 10 e i 15 metri dalla struttura portuale, a profondità comprese tra gli 8 e i 10 metri. In quest'area sono stati recuperati 8 reperti archeologici, tra cui anfore frammentarie, una contromarra in piomba, un frammento pertinente alla puntale di un'anfora da trasporto e materiali vari di ceramica. Nel corso dell'attività sono state individuate sotto lo strato sabbioso possibili evidenze riconducibili a strutture di relitti sommersi. Tali elementi saranno oggetto di successivi approfondimenti da parte della Sovrintendenza del Mare al fine di accertare la natura e l'eventuale interesse archeologico. I reperti recuperati sono stati affidati all'autorità di tutela per le attività di studio, catalogazione e conservazione. L'operazione conferma l'importanza tra la collaborazione dei reparti specializzati dell'Arma dei Carabinieri, gli organismi preposti alla tutela del patrimonio culturale, finalizzata alla salvaguardia di testimonianze storiche custoditi nei fondali marini e alla loro restituzione alla collettività.